Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di stasera, lunedì 27 di gennaio dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo: date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Soprattutto andate su radiolibertà.net e ricordate che radiolibertà.net, fesso chi non legge il come si dice, il giornale online che è diventato, ebbene sì, Radiolibertà.net è diventato un bellissimo giornale online che in quanto tale si presenta in tutta la sua bellezza e anche nel suo interesse, perché già che ci siamo, noi ci troviamo, diciamo così, noi ci troviamo tutti i liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, oppure ci potete trovare gli Autodafè di Giulio Cainarca, oppure ancora possiamo trovare tutta una serie di interventi molto interessanti, inclusa anche per esempio la stessa, come si può dire, la stessa rassegna stampa di Semivarin. Ma adesso è il momento, se è già pronto, per poter mandare in onda niente po' di meno che il diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi. Se siete pronti, andiamo pure. L'esplosione in Germania del partito dell'ultradestra AfD sta suscitando grosse preoccupazioni non solo in Germania, ma nell'Europa intera, anche perché oggi, in base ai sondaggi, l'AfD sarebbe con il 20% dei voti il secondo partito della Germania. Visto che l'AfD ha radici filonaziste, come del resto in Italia le aveva fasciste il movimento sociale, il passaggio dal 4 al 20% dei voti viene visto come un'esplosione del nazismo in Germania. Un boom così improvviso e clamoroso va invece interpretato in modo diverso. Il bacino elettorale dell'AfD è infatti stato vistosamente rimpinguato dal voto di quei tedeschi che, essendo delusi dai partiti tradizionali, avevano prima deciso di non votare. Poi, avendo constatato che i politici eletti fanno comunque i loro comodi, adesso hanno ripreso a votare, ma a favore di un partito antisistema che è, ad esempio, contrario all'accoglienza di 1 milione di siriani che godono di un assegno pro capite mensile di 400 euro, più la casa gratis, comprese tutte le spese, persino il canone televisivo. Questi immigrati inoltre non vogliono apprendere nemmeno la lingua tedesca. Stanno bene così. A molti tedeschi invece non sta bene così e votano AfD. E rieccoci alle 18 minuti e 46 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 923 di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Mentre tra l'altro tutte queste cose avvengono e mentre ascoltate anche le parole di Pierluigi Magnaschi a proposito di quello che è il successo elettorale dell'AfD in Germania, io vi voglio segnalare quello che sta avvenendo in Israele. Hamas ha rilasciato l'elenco di tutti e 33 gli ostaggi che verranno rilasciati in questa prima fase di coprifuoco, ma riferisce anche il governo israeliano, che ha confrontato ovviamente l'elenco rilasciato da Hamas con le informazioni di intelligence di cui dispone. Beh, il fatto è che di questi 33, 25 sono in vita, 8 sono morti. Quindi ancora, diciamo così, tra l'altro non si sa chi è che arriverà, non è stato per il momento reso pubblico l'intero elenco, quindi vedremo se la storia dei fratellini Ariel e Kfir Bibas giungerà ad avere
lo speriamo ovviamente, un lieto epilogo. Va bene, allora stasera noi tra l'altro parleremo onoreremo il giorno della memoria, questo 27 di gennaio, perché manderemo in onda la presentazione che si è tenuta il 22 di gennaio scorso in quel di Strasburgo all'Europarlamento del libro che io ho scritto auspice la fondazione Patriots for Europe, che naturalmente fa parte del gruppo dei patrioti. E infatti troverete degli amici, troverete per esempio Marco Campomenosi, Paolo Borchia, il presidente della fondazione Andras Laszlo e il direttore generale della fondazione che è Raffaello Duard, per cui troverete tutto il dibattito che è seguito anche alla presentazione di questo libro. Di che cosa si tratta? 10 persone a cui io ho chiesto, in realtà sono 11, a cui io ho chiesto quanta paura si può provare o si può avere nel dichiararsi a favore di Israele in un momento storico come questo. E le risposte sono state, vi dico, sorprendenti. Se andate poi sulla pagina Facebook della Patriots for Europe Foundation, potrete trovare anche il link, perché il libro non è in vendita, ma lo potete tranquillamente scaricare. L'introduzione è del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, che voglio ringraziare cordialmente per l'amicizia e per l'impegno, perché ha scritto veramente una bella introduzione, così come poi c'è una prefazione dell'amico Carlo Cambi. Ma adesso è il momento del Qui Parlamento, parliamo di autonomia con la senatrice Erika Stefani. Vai Lorenz, vai Sveva, buonasera e buon lavoro a entrambi. Qui Parlamento. E allora, questa sera qui Parlamento ho il piacere di ritrovare la senatrice Erika Stefani, che questa sera è impegnata sul tema dell'autonomia. Buonasera e bentrovata intanto. Sì, buonasera a tutti. Ciao, ciao. E allora, autonomia, a che punto è la situazione? Ma direi, cioè, io la vedo anche positivamente. Alla faccia magari dei detrattori, di coloro che continuano a dire no, non si farà mai. No, non si farà mai se c'è qualcuno che poi vuole continuare a insistere politicamente a non volerla fare. Ma qui se abbiamo e se ci troviamo di fronte a quello che deve essere, cioè un patto di maggioranza dove l'autonomia è una richiesta della Lega fra le principali della stessa, è un percorso che oggi si può fare. Allora, io lo sapevo, lo sapevamo tutti, da quando è partito con il referendum del Veneto e della Lombardia, quando è partito questo percorso, nessuno aveva pensato che si potesse arrivare a ottenere l'obiettivo in poco tempo, perché l'autonomia è una riforma istituzionale enorme. Io dico istituzionale, cioè ci sono riforme costituzionali, questa è una riforma istituzionale, perché cambia per certi versi i rapporti fra lo Stato e le regioni, li mette su altra dimensione. Purtroppo, e sottolineo purtroppo, le conseguenze di questa riforma purtroppo ad alcuni vanno strette o non piacciono, ma non per il pericolo dei conti, allarmismi vari, non è quello il problema. Il problema è che è un meccanismo complesso che richiede un modo diverso di fare politica di amministrazione locale. Perché nel momento in cui tu hai i livelli essenziali delle prestazioni su molte delle materie dove devi andare a lavorare e che quindi significa che devono essere determinati i livelli. Per determinare i livelli c'è l'obbligo di conservare i livelli, c'è l'obbligo di finanziare i livelli. Quindi nel momento in cui io dico quel servizio deve essere il minimo erogabile, tu lo devi coprire. E poi perché nel momento in cui con l'autonomia e col regionalismo differenziato attribuisce ad alcuni presidenti di regione che hanno richiesto l'autonomia ottenuta la possibilità di agire con maggiori libertà rispetto ad altre, scatta il sistema della concorrenza, scatta il sistema che a un certo punto i cittadini ti verranno anche a dire ma se tu non lavori perché ti devo ancora votare?
viene meno un sistema assistenziale, no, della politica. Questo è il problema dell'autonomia. Oggi che ci troviamo di fronte a, è vero, una sentenza della Corte Costituzionale che ha sanzionato in parte la legge di Calderoli, chiedendo a seguito di un'interpretazione costituzionale, chiede che venga fatta, che venga integrata, che venga, voglio dire, virgolette, sistemata. Ma quella sentenza della Corte Costituzionale dice l'impianto della legge Calderoli, cioè il sistema che viene previsto all'interno con regionalismo differenziato, è un sistema costituzionale, è un sistema che sta in piedi. Non ha detto che tutta la legge Calderoli è incostituzionale e che non si possono riconoscere spazi di autonomia. Dice che se dobbiamo fare i livelli essenziali di prestazione dobbiamo farlo con una legge dello Stato, tanto per dire, è una delle varie. Oggi ci troviamo poi con un altro passaggio che è la dichiarazione che è stata sancita la inammissibilità di referendum abrogativi che erano stati proposti anche da alcune regioni. Che cosa significa? Come la leggiamo questa sentenza? Come la leggiamo? Semplicemente, fondamentalmente, la Corte Costituzionale dice, almeno io così la interpreto in sommi capi, c'è un impianto, deve essere già stato parzialmente dichiarato incostituzionale, cioè con alcune parti, altre devono essere aggiornate, la legge Calderoli sta in piedi, perché mettere a referendum abrogativo una legge che deve essere ancora anche sistemata, ma anche la logica delle persone, no, ci porta a questo. E fondamentalmente quello che c'è, la legge Calderoli, che è una legge complessa, non è una legge semplice, è una legge complessa, però non è che con la legge Calderoli domani tutte le regioni possono avere la sua autostrada, non è così, cioè, c'è un sistema complesso, ma è un sistema che come si dire, si può fare, ricordando una battuta di un film Ritorno al futuro. Si può fare. Senta. E quindi penso che questo è un passaggio importante, quello che è stato fatto anche qui. È chiaro che ora occorrerà fare anche un intervento sulla legge Calderoli, che dovrà essere approvato dal Parlamento. La fine della legislatura in realtà non è così lontana, secondo i tempi parlamentari 2 anni non è che sono un abisso. Però possiamo veramente affrontare proprio assolutamente a testa alta questo percorso, veramente. Onorevole, diciamo così, parlare di autonomia differenziata significa anche un cambiamento di paradigma, ma significa anche, per converso, affrontare il tema del terzo mandato, perché mi pare abbastanza evidente che poi si vota un governatore di una regione sulla base dei risultati effettivi. Mi pare che nel Veneto ci sia un certo governatore di regione che risultati effettivi ne ha colti tanti e si chiama Luca Zaia. E allo stesso tempo, paradossalmente, anche in Campania c'è un governatore che, al di là dei risultati effettivi, vorrebbe correre per il terzo mandato. E allora come la mettiamo? Ma questo tema del terzo mandato è veramente, sembra anche al limite del logorante, cioè per certi versi sembra anche logorante. Teniamo conto che ci sono, allora, i tempi sono anche cambiati. Guardate che 20 anni fa, 15 anni fa c'era una situazione anche diversa. Io ricordo sempre un periodo in cui ho fatto l'assessore comunale e un periodo dopo, a distanza di 5 anni, ho fatto di nuovo l'assessore comunale. Nel primo mandato ero sommersa da istanze, richieste da parte di associazioni, una miriade di eventi da organizzare, da fare, tutti che volevano fare politica, tutti che volevano impegnarsi. Mi sono trovata dopo che dovevo andare a supplicare le persone di candidarsi, supplicare le persone di organizzare qualcosa. È cambiato il mondo. Oggi, come oggi, noi ci troviamo di fronte ad una possibilità, allora, di guardare anche il mondo in una maniera diversa. Siamo in un mondo anche non facile, non siamo un mondo facile. Permettere di fare un terzo mandato a chi ha governato bene, perché poi sono gli elettori, gli elettori mica hanno la pistola puntata alla tempi, non è che perché si vota Zaia perché qualcuno te lo sta imponendo. La gente vota Zaia, in Veneto ha votato Zaia perché gli piace Zaia, perché Zaia convince, perché Zaia è affidabile, perché Zaia è una persona equilibrata. Zaia vede anche il futuro. Ora, dire no,
a tutti i costi bisogna cambiare perché bisogna cambiare, e il cambiare perché bisogna cambiare, perché ci sono gli appetiti politici, ma questo è anche umano, cioè è un gioco delle parti. È ovvio che quando c'è l'appetito e si vede soprattutto una regione così come è la regione Lombardia, non possono che non solleticare, voglio dire, gli interessi ovviamente di partiti che magari hanno la possibilità e che hanno riscosso anche un certo tipo di consenso. Ma, lo dico sempre, lo ricordo sempre, ma se tu hai una fantastica Ferrari e ti viene da una Ferrari e tu prima sei Hamilton che porta a Ferrari e poi a Ferrari ha dato in mano a Erika Stefani, non è che arrivi e fai gli stessi tempi, È I un po' tempi che fa difficile, in Hamilton effetti. è uno, i tempi di Erika Stefani sulla Ferrari sono altri. Non pensiamo che tutto vada bene e che possa andare bene chiunque nella gestione e nell'amministrazione, nel governo di una regione. Perché non è semplicemente votare al parlamentare, che con tutto il rispetto per me stessa, per il lavoro che noi facciamo, noi non abbiamo un'amministrazione. Cioè noi nel momento in cui tu fai legislazione fai una cosa diversa. L'amministrazione richiede altre doti, altre qualità, altri spunti. Un po' la differenza, sai, fra un imprenditore e fare l'avvocato. Cioè l'imprenditore magari non sa neanche leggere una legge, ma ti porta avanti in azienda. L'avvocato, parlo sempre per la mia categoria, no, ti sa scrivere bene, ti sa leggere bene una legge, ma magari se gli dai in mano un'azienda non è il suo. Ecco. Certo. E lo stesso sono per le amministrative. Noi non pensiamo che per quanto riguarda il Veneto e la Lombardia o per altre regioni che funzionano, che lavorano bene, tutti possono gestire e fare tutto. Il cittadino sceglierà la persona, la figura che è in grado e che ha la capacità di governare. Non pensiamo che il consenso meramente politico, la simpatia per un partito sia un automatico una conseguenza di buona gestione. Quindi quello che noi diciamo è che il terzo mandato è semplicemente dare l'opportunità ai cittadini di scegliere. Poi non lo vogliono votare un altro. Se votano un altro, cioè non cambia nulla, cioè, ma lasciamo la possibilità ai cittadini di scegliere. E meglio non si poteva dire, direi. Senatrice, io la ringrazio molto del suo tempo. Ringrazio voi veramente. Grazie infinite, vi auguro buon lavoro e grazie anche dell'occasione che date anche a noi di poter anche un po' spiegare anche alcune questioni che riguardano queste stanze strane, che poi a spiegare i procedimenti magari si capisce anche meglio, ecco, e non affidarsi soltanto magari alla lettura di un post su Facebook. Esattamente, grazie ancora. Grazie a voi, arrivederci, ciao, arrivederci. Qui Parlamento.
Antonino, a te la linea. Antonino, a te la linea. Le 18:35 in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà. Avete ascoltato Ennio Morricone e Le Chevatim, Gam Gam 1993 dal film Iona che visse nel ventre della balena. 27 di gennaio, oggi ricordiamo, oggi è il giorno della memoria. E allora è giusto ricordare anche con un libro, questo libro appunto che ho scritto per la Fondazione Patriots for Europe. Voglio ringraziare Anna Cinzia Bonfrisco, voglio ringraziare il presidente Andras Laszlo, voglio ringraziare il direttore generale Raffaello Duard, Paolo Borchia che ascolterete se ci ascolterete per radio, ma tra poco per chi vorrà sul canale 252 oppure sui nostri canali Twitch, YouTube e Facebook potrete anche vederci e leggere i sottotitoli. Avrete anche l'intervento di Paolo Borchia e di Marco Campomenosi. Che cos'è questo libro 10, La grande paura dopo il 7 ottobre? È il racconto e la domanda posta a 11 personalità in realtà, a cui ho chiesto che cosa significhi dichiararsi a favore di Israele o a favore del popolo ebraico in questo momento storico. Non sono state risposte facili, non sono state risposte scontate. Io voglio ringraziare chiunque, tutti gli 11 partecipanti a questo racconto e in particolare mi piace pensare che questo libro vi possa offrire delle risposte. Lo potete trovare e scaricare dalla pagina Facebook della Patriots for Europe Foundation, lo trovate sia in italiano che in inglese. Faremo un'altra presentazione il 27 di febbraio a Roma e insomma capisco che il momento storico è quello che è, però voi non affidatevi tanto al mainstream che dice certe cose perché le dice Hamas. Provate a dare un'occhiata e provate a pensarci un momento. E allora, Sveva, Lorenz, se siete pronti, io voglio ancora una volta ringraziare Giovanni Sallusti per aver scritto l'introduzione di questo libro, per aver permesso la pubblicazione di 4 interventi che sono 4 interviste ad altrettanti ospiti di Zoom in questo libro. Voglio ringraziare anche Carlo Cambi per la cortesia nell'aver scritto la prefazione e insomma, se siete pronti possiamo mandare in onda la registrazione, noi ci risentiremo tra un'oretta circa. Prego. Il libro si intitola 10, la grande paura dopo il 7 ottobre, 10 perché è il mese di ottobre, ma anche perché 10 sono le personalità, in realtà sono 11 che sono intervistate in questo libro. Perché presentarlo qui in Europa? Perché l'Europa ha il dovere di prendere una posizione nei confronti di questo conflitto, malgrado sia arrivato a un momentaneo cessate il fuoco. La cosa più importante l'ha detta il presidente Trump nei giorni scorsi prima dell'insediamento: io non voglio che ci sia un altro 7 ottobre. Allora a maggior ragione l'Europa deve mettersi da una parte. La parte non può che essere quella di Israele, perché il mondo ebraico fa parte della nostra cultura, fa parte delle nostre radici. Giovanni Paolo II aveva chiesto di includere le radici giudaico-cristiane all'interno della Costituzione europea, non è stato ascoltato e questo ha prodotto anche l'assenza di personalità della Unione Europea, che a sua volta non ha saputo dire assolutamente niente davanti a un dramma come questo. Cioè stiamo parlando di 1200 morti uccisi nei modi più orrendi e 250 rapiti, adesso ne sono rimasti 98, non sappiamo quanti siano in vita. Io personalmente ho dedicato questo libro ai fratelli Bibas perché ogni volta in cui si è parlato di rilascio di ostaggi, loro due non ci sono mai e la mia preghiera è che tornino sani e salvi. Ora sono tornate queste prime 3 ragazze, dovranno essere rilasciati 3 ostaggi alla settimana. Il presidente Trump aveva chiesto tutti
in un colpo solo, e questo significa anche che molto probabilmente noi vedremo altri sviluppi in questa vicenda che non è assolutamente ancora finita. Come fai a negoziare con una realtà che nel suo statuto ha scritto tu devi morire, io ti devo ammazzare? È impossibile cercare un dialogo con chi per statuto, per ragione d'esistere, deve distruggerti. E l'unica cosa che puoi fare è combattere chi ti vuole distruggere, perché è il tuo diritto alla difesa. We are holding this event in Strasbourg in the European Parliament today with Antonino Danna about his book and what are the lessons learned of the October 7 terror attacks in Israel. These were horrific attacks against Israeli civilians, but it resonated across the world and especially in Europe. And it was really shocking to see that in many Western cities, there were sympathizers of the terrorist attack committed by Hamas, and they were cheering for Hamas. This is a conflict which is not European conflict, but it was imported, and unfortunately, this extremist ideology also found fertile soil in the European Union. This is very worrying. So the work by Antonino Danna is very valuable in terms of exploring our society in Europe today about anti-Semitism, rising anti-Semitism in Europe today, because these are challenges we have to tackle. These are not easy challenges to tackle, but these are ones which, if we do not treat somehow, if we do not react, it will get worse. The Foundation Patriots for Europe will look into many other consequences and aspects of mass immigration into Europe. This is one of them. Anti-Semitism, rising anti-Semitism in Europe is one of these aspects. So I expect a very valuable discussion today, and we will continue with this topic later on during the year. Beh, innanzitutto è sempre bellissimo quando c'è la possibilità di presentare un libro, di disseminare, di diffondere, di presentare nuove idee. Non è un libro soltanto sui fatti del 7 ottobre, è un lavoro più prospettico che invita il lettore a decidere da che parte stare, anche perché oggettivamente dal 7 ottobre in poi abbiamo visto un dibattito a tratti strumentale anche al Parlamento europeo, anche da parte di tanti dei protagonisti di queste sale, visto che abbiamo avuto l'impressione che ci sia stata un po' di ambiguità. Da un lato si condannavano gli attentati, però con troppi distinguo. Quindi un'opera che siamo contenti di ospitare, siamo contenti di presentare, è un'opera sicuramente da leggere perché farà riflettere, farà discutere. Hello everyone, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Vous avez une traduction qui est fournie grâce au casque. Est-ce que ça marche bien? Tout le monde entend bien la traduction? Je vous remercie à tous d'être ici pour cette conférence organisée par la Fondation des Patriotes pour l'Europe, consacrée à la montée de l'antisémitisme suite aux attaques terroristes terribles qui ont frappé l'État d'Israël le 7 octobre. Le but de cette conférence sera de présenter ce sujet qui a des conséquences dans l'ensemble de l'Europe. Pour cela, la Fondation a financé le livre de M. Antonino Danna, La Grande Peur, après le 7 octobre, qui est accessible à l'entrée de la salle en italien. Pour le moment, la version française et anglaise n'est pas encore accessible sous forme papier, mais vous pouvez d'ores et déjà télécharger la version française ou la version anglaise via les QR codes qui sont présents sur les petites feuilles qui sont présentes soit devant vous, soit vous pouvez la récupérer à l'entrée si vous ne l'avez pas encore fait. Et évidemment, tout cela sera disponible ensuite sur le site de la Fondation des Patriotes pour l'Europe, en version italienne, française et anglaise. Donc, pour introduire cette conférence, je laisse la parole à M. Andras Laszlo, président de la Fondation des Patriotes pour l'Europe. Welcome, everyone, dear deputies, dear guests. This is the second event of the newly organized Patriots for Europe Foundation, and it is our first event here in the European Parliament in Strasbourg. So very welcome to you, and thank you for the initiative for MEP Paolo Borchia. It is an honor for us to host Antonino Danna and Anna Bronfilsko, who connects online to us, who are here today with us. So welcome, Mr. Danna. The topic is not an easy one. The October 7 attacks against Israeli civilians was a horrific and revealing event in many ways, not only in terms of stability and security in the Middle East, but also in Europe.
Our way of life, our democratic values, and our civilization in general is closely connected to Israel. Yet what we see and what we saw in the aftermath of the horrible October 7 terror attacks is that thousands in Western European cities marched in support of the Hamas terror group. With mass immigration, Europe has imported this conflict and created a fertile soil for extremist ideologies. They don't belong in Europe. We have to be very clear about this. The issue of mass immigration, the failure of integration, and its many consequences, among them rising anti-Semitism in Europe, are of primary importance to patriots across Europe, and we will continue to fight it. The Patriots for Europe Foundation will hold many events this year on the subject of mass immigration. I am glad to be present today to kick off the first such event, and thank all of you for participating, and thank you for the work of Mr. Antonino Danna. Thank you very much. I really appreciate. Merci beaucoup, Monsieur Laszlo. Maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Borsia, eurodéputé de la Ligue italienne, qui est à l'initiative de un des initiateurs de cet événement et de cette publication. Si vous voulez prendre la parole, peut-être venir sur le... Merci Raphaël. Well, thank you, Laszlo. Thank you, President. Welcome, Antonino. Well, allow me to have the floor in Italian. Ma penso innanzitutto che sia sempre una bella notizia quando c'è la possibilità di portare al Parlamento europeo nuove idee, nuovi studi, nuovi contributi che vadano in una direzione diversa rispetto a quello che ogni giorno ci sentiamo raccontare. Poi un aspetto che penso abbia colpito tutti è che le due grandi crisi che abbiamo vissuto negli ultimi anni, la crisi in Ucraina e la crisi di Medio Oriente, abbiano dimostrato con una certa chiarezza che nel primo caso c'è stata una reazione quasi unanime, compatta, all'unisono da parte di tutti gli stati, di tutti i gruppi politici. Invece i fatti del 7 ottobre invece hanno messo a nudo tante differenze e a mio modo di vedere troppe pulsioni ideologiche che poi non hanno consentito di parlare con la famosa voce unica della quale tante volte si parla. Per cui io ringrazio Antonino per il coraggio, per l'approfondimento, per il lavoro svolto, perché questa non è una pubblicazione che si limita ad una ricostruzione dei fatti o da un'esternazione delle opinioni. Questo è un lavoro che invita il lettore a prendere una posizione, perché nonostante a Bruxelles, a Strasburgo può piacere o non piacere, Israele è l'unico baluardo democratico di una regione storicamente, tradizionalmente turbolenta. Prima parlavo di un dibattito molto, molto polarizzato. Penso che da un certo punto di vista dobbiamo anche avere la capacità di dirci però che abbiamo visto tanta ambiguità nel dibattito che ha fatto seguito ai fatti del 7 ottobre, perché se da un lato la condanna di un atto efferato c'è stata, poi a livello di conseguenza abbiamo visto poco, abbiamo visto troppi distinguo, abbiamo visto troppe scusanti, per cui finalmente questo è un libro che mette i puntini sulle i, è un libro che ci fa capire come sia sbagliato e non sia possibile negoziare con i tagliagola, per cui veramente grazie. Antonino, rinnovo da parte della delegazione della Lega chiaramente il benvenuto, e naturalmente siamo curiosi, siamo trepidanti per sentire quella che sarà la tua presentazione di questo studio. Grazie ancora. Vorrei
ringraziare intanto tutti voi, signor Presidente, dottor Oduard, onorevole Borchia. Ringrazio tutti voi per essere qui, per il tempo che mi state dedicando. Io mi chiamo Antonino Danna, sono un giornalista italiano, lavoro per Radio Libertà, che è una radio nazionale di area di centrodestra, diciamo conservatore, di stampo conservatore, e sono fermamente convinto che l'Europa non può esistere senza la sua storia. E la sua storia è fatta anche da un lungo cammino che ha percorso insieme agli ebrei. Questo è fuori discussione. Gli ebrei c'erano a Roma 300 anni prima della nascita di Cristo. Abbiamo camminato insieme a loro, siamo cresciuti con loro, abbiamo scambiato le nostre culture, abbiamo anche conosciuto qualcosa di inimmaginabile, cioè l'annientamento pianificato in scala industriale degli ebrei, compiuto dai nazisti nell'ultima guerra mondiale. Quindi il nostro legame nei confronti del mondo ebraico è un legame che fa parte delle nostre radici, e Papa Giovanni Paolo II aveva chiesto all'Europa di includere nella Costituzione europea 20 anni fa e più le radici sia giudaico che cristiane di questo continente. Non è stato fatto. E allora, vedete, la prima domanda che io mi pongo all'inizio di questo libro è questo. Io ho un nome e un cognome, il che significa che io ho anche una storia. Se io rinuncio al mio nome e cognome, che cosa divento? Chi sono più? Niente. Se tu diventi niente, chiunque può fare qualsiasi cosa di te, sei come una bottiglia vuota, puoi essere riempito di qualsiasi contenuto. Se tu sei niente, non hai niente da dire. E purtroppo io devo constatare che l'Unione Europea, davanti a quanto è accaduto negli ultimi 480 giorni, niente ha detto e niente ha fatto. Purtroppo. L'Unione Europea, mi spiace dirlo, si è limitata a delle dichiarazioni, diciamo così, delle prese di posizione, delle dichiarazioni di principio. Addirittura io ho sentito l'inviato speciale per il Medio Oriente, onorevole Luigi Di Maio, dire la soluzione passa attraverso la diplomazia. Interessante. Vallo a spiegare a quelli che stanno ancora nei tunnel a Gaza. Molto interessante. Lasciamo stare queste polemiche. Perché ho scritto questo libro? Questo libro si chiama 10, la grande paura dopo il 7 di ottobre. 10 è il mese di ottobre nel calendario. 10 sono anche le persone che io ho intervistato. In realtà ho barato, sono 11, perché ho chiesto di parlare con degli ospiti. Alcuni sono stati miei ospiti alla radio, altri li conosco da tempo e hanno avuto la cortesia di parlare con me e di rispondere a questa domanda. Ma tu, nel dichiararti pro-Israele o pro-ebrei, quanta paura hai in questo momento? Perché, diciamocelo chiaro, se uno di noi in questa sala, in questa sala magari se uno di noi si alza e dice io sono pro-Israele, credo che saranno pochi o non ci sarà nessuno che gli dirà non sono d'accordo con te. Ma andiamo fuori. Se uno va in giro con una bandiera israeliana, che cosa gli succede? Che cosa gli dicono? Gli dicono che è un genocida, gli dicono che è un fascista. Ormai si dice fascista di qualunque cosa che noi non condividiamo. Mi piace il colore blu di queste poltrone. A te non piace? Fascista, prefascista. Vedete, questo è il problema. Il problema è che non c'è più una seria riflessione su quello che sta accadendo e che va avanti dal 14 maggio 1948 in quello che era stato il mandato britannico della Palestina. Palestina che non è uno Stato, non era uno Stato, era solo l'espressione con cui i romani chiamavano quel pezzo del loro impero e che anche 2000 anni fa era turbolento come adesso.
Solo per darvi un esempio, 73 d.C., 1952 anni fa, la guerra giudaica, che viene raccontata dallo storico romano Flavio Giuseppe. Anche lì cominciò per motivi di religione, per motivi di attrito tra religioni e di libertà. Fu una guerra che durò per qualche anno, fu una guerra che impegnò non poco l'impero romano. Ed eccoci qua, quasi 2000 anni dopo, siamo davanti a un'altra guerra che si aggiunge a tutte le altre guerre che dal 1948 in poi si sono aggiunte. Sono tutte quelle guerre che Israele ha dovuto combattere per un motivo molto semplice: riaffermare il diritto alla sua esistenza. Israele non ha mosso guerra per conquistare territori, sempre per difesa, fin dal giorno in cui Ben Gurion proclamò la nascita di questo Stato. Vorrei ricordare che le Nazioni Unite avevano stabilito che dovevano nascere 2 Stati, ma chi non ha voluto lo Stato arabo non è stato Israele. Questo vorrei che fosse ben chiaro. E allora queste 10 persone sono persone che nella loro vita hanno sperimentato sulla loro pelle la paura, la discriminazione. Vi voglio presentare questi 10 testimoni. Allora, professor Gilles Segal, lui è un professore che vive a Tel Aviv, insegna diritto in America e è anche un medico e insegna pure all'università a Tel Aviv. Lui, per esempio, fa parte di tutti questi advocacy group che rappresentano le ragioni di Israele. Io ricordo che nella prima intervista che gli ho fatto, a un certo punto lui mi ha detto: stanno bombardando, devo scappare. Ecco, noi non ci rendiamo conto del senso di quello che succede da quelle parti, per il semplice e banale motivo che noi da 80 anni viviamo nella pace. Io l'ultima volta che avevo sentito dire a qualcuno devo scappare al rifugio era stato 30 anni fa, quando una mia prozia, che allora aveva 75 anni, raccontava i bombardamenti degli americani in Sicilia prima del loro sbarco nel 1943, più di 80 anni fa. Noi non abbiamo più memoria di quella paura, noi non abbiamo più memoria di che cosa significhi una guerra, di che cosa significhi scappare a un rifugio. Tu sei al telefono con una persona che ti dice: scusa, devo scappare, è suonato l'allarme, arrivano i missili, arrivano i razzi che sta tirando Hamas. E noi non riusciamo a capire che cosa significa dover fare le scale di corsa pur di arrivare a mettersi in salvo. Per noi questa roba qua non esiste più, noi non l'abbiamo mai sperimentata. Noi non sappiamo che significa stare in un rifugio, essere colpiti da una bomba che chiude gli ingressi del rifugio, temere di morire seppelliti ed essere liberati da un'altra bomba che cade e apre di nuovo le uscite del rifugio. Questo è successo a questa mia prozia poco prima dello sbarco degli americani. È tutto un mondo che noi non conosciamo e abbiamo la fortuna enorme, specialmente in questo posto, lo dobbiamo dire, noi siamo estremamente fortunati a non avere più di queste paure, a non sapere cosa siano queste paure. Abbiamo Elisabetta Fiorito. Elisabetta Fiorito è una giornalista italiana. Lei ha scritto un libro, la biografia su Golda Meir, che è stata la prima premier donna di Israele. Bene, pensate, solo per aver scritto questo libro, quando è andata a Firenze a presentare il libro, è dovuta intervenire la polizia che se l'è portata via, semplicemente perché i Propal sono entrati e hanno cominciato a dire a lei, che è di sinistra, che era una fascista, una nazista, una genocida, una che odiava le donne, che odiava i diritti, che odiava la libertà. Tappare la bocca a qualcuno è fascista. E non voler ascoltare le ragioni degli altri è fascista. Perché non è possibile che in questa Europa l'unica cosa che si dica è sempre la versione di Hamas. Diciamoci la verità, questa guerra non è stata combattuta solo con i carri armati e con le bombe.
è stata combattuta prima di tutto sui giornali, sulla stampa, nel formare l'opinione pubblica. E signori, noi dobbiamo essere onesti e dircelo, Hamas ha vinto questa guerra. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il continuo riferimento alla morte di donne e bambini. Non muoiono mai i combattenti di Hamas, ci avete fatto caso? Non muoiono mai. Quanti sono i morti ora? 60.000. Chi lo dice? Il Ministero della Salute del governo di Hamas. Però al governo di Hamas si deve credere. Se Israele dice che non è così, Israele sta mentendo. Perché? Perché? Voi sapete, una volta, uno dei primi giorni, mi ha telefonato uno in trasmissione. Sapete che cosa ha avuto il coraggio di dirmi questo qui? E io per la prima volta mi sono messa a gridare in diretta, non l'avevo mai fatto, non è professionale, non si dovrebbe fare. Sapete cosa mi ha detto? Io gli ho detto, ha cominciato a chiedermi della guerra, qua e là, e poi gli ho detto, scusami, ma quindi secondo te, nella tua teoria, Israele ha organizzato da solo questo attentato per uccidere suoi cittadini innocenti e soprattutto per far stuprare donne e far uccidere bambini nel ventre materno? Tutto questo perché al largo di Gaza c'è un enorme giacimento di metano? Perché secondo lui questa era una scusa per occupare Gaza e tirare su il metano dal fondo del Mediterraneo. E questo tizio, sapete che cosa mi ha detto quando io gli ho detto anche uccidere i bambini nel grembo materno? Sapete cosa mi ha risposto? Ma queste sono cose che si dicono. Sono cose che si dicono? Sapete perché uno può dire una cosa del genere? Per un motivo molto semplice. Perché Israele, a differenza di Hamas, non ha pubblicato le immagini più crude di quello che questi signori hanno fatto nei vari kibbutz o al Nova Festival. E siccome, perché? Perché Israele è una democrazia. In una democrazia anche la stampa ha dei limiti che non si devono oltrepassare. Difatti, Israele ha organizzato nei vari paesi d'Europa delle conferenze riservate solo ai direttori dei giornali, nel corso delle quali, a cura dell'ambasciata israeliana in ogni paese d'Europa, venivano proiettati i video e i filmati integrali e senza censure di quello che hanno fatto i terroristi di Hamas il 7 di ottobre. Noi non l'avremmo potuto fare mai, perché? Perché siamo in una democrazia, quindi ci sono carte deontologiche che impediscono ai giornalisti di mostrare certe cose, impediscono alla stampa di mostrare certe cose. E allora purtroppo la guerra mediatica è stata persa da Israele. E questo ha permesso la creazione in Europa di un movimento favorevole a un gruppo che l'Europa classifica come terrorista ed è un gruppo che in tema di diritti LGBT e dignità della donna ha delle idee che non sono propriamente democratiche. Io vedo, ci sono delle donne qua in sala, io vi trovo bellissime nei vostri diritti e nelle vostre libertà, perché voi avete la libertà di decidere delle vostre vite. Ma a Gaza il vostro ruolo sarebbe o pulire casa o fare figli per il futuro del paese. Gli omosessuali, lo sappiamo tutti cosa fanno agli amici di Hamas, si fa per dire gli amici, i signori di Hamas nei confronti degli omosessuali a Gaza. Li portano al 7° piano, li fanno affacciare dal balcone e poi gli dicono misura quanto è alto e li buttano giù. Eppure non so nei vostri paesi, immagino che voi siate di varie nazioni dell'Europa, ma in Italia, a Milano, il sabato abbiamo visto manifestazioni pro-PAL con femministe e omosessuali con la bandiera della Palestina. Cioè è come Cappuccetto Rosso che fa il tifo per il lupo. È qualcosa di assurdo. Non ha senso. Ma vincere una guerra mediatica permette di far dire alla gente questo è altro.
Vi possono vendere qualsiasi cosa. Sapete qual è il fatto? Non si è ancora capito che questo è il secolo delle parole. In questo secolo chi saprà comunicare meglio potrà ottenere qualsiasi cosa. Lo stiamo vedendo col nuovo presidente americano, con Trump. A lui è bastato dire delle sparate senza senso, sulla Groenlandia per esempio, e però l'indomani cosa ha detto il governo locale della Groenlandia? Ma sì, trattiamo con lui, tutto sommato i soldi ci interessano. Questo è il secolo delle parole. Chi sa comunicare meglio vince. E purtroppo in questa guerra Hamas ha saputo vincere sulle parole. Tra gli ospiti di questo libro abbiamo poi Fiona Diwan. Fiona Diwan dirige il bollettino della comunità ebraica di Milano e pensate, io ho intervistato una donna che mi ha ricordato il 1938, l'anno in cui in Italia Benito Mussolini fece le leggi contro gli ebrei, vergogna su di lui e su queste leggi, perché la direttrice del bollettino della comunità ebraica di Milano è costretta a spedire il bollettino dentro delle buste anonime, delle buste di carta bianca, in modo tale che non si veda che dentro c'è il bollettino. Perché se arriva in determinati posti, poi dopo qualcuno ti fa qualche sfregio. Ti riga la macchina, ti crea problemi con la spazzatura, ti insulta, eccetera, eccetera. Proprio perché vieni preso di mira per il semplice fatto di ricevere il bollettino della comunità ebraica. E senza essere ebreo, non è necessario essere ebrei per riceverlo. Andiamo avanti. Alexander Shabbos Kestenbaum, questa è stata un'intervista che mi ha molto colpito. Il bisnonno di Alexander Kestenbaum è scampato alla notte dei cristalli, era un rabbino che è morto poi in America negli anni 50. Ora, lui è scampato alla notte dei cristalli e suo bisnipote è stato costretto a fare causa all'Università di Harvard. Perché? Perché l'Università di Harvard, quando è scoppiato il 7 di ottobre, è stata riempita ed è stata squassata da manifestazioni pro-Pal e da atti di intolleranza verso gli ebrei, lui incluso. Lui non è oggi libero di attraversare il campus di Harvard perché se qualcuno lo vede gli grida contro, lo insulta proprio perché è ebreo. E queste sono cose che in una terra come l'America, che ha combattuto e vinto il nazismo, non dovrebbero accadere. Tant'è vero che ha dovuto fare causa all'Università di Harvard. Abbiamo l'ex ambasciatore di Israele in Italia e San Marino, Alon Bar. Anche lui ha raccontato il punto di vista del suo paese, soprattutto il fatto che dovranno cambiare le cose a Gaza. Le cose a Gaza dovranno cambiare e questo è un tema che è molto sentito in Israele. C'è anche chi parla di un regime change, ma d'altronde, scusate, come si può trattare con qualcuno che nel suo statuto, all'articolo 4, si propone di distruggerti? Come puoi trattare con uno che comunque ha la pistola posata sul tavolo e dice non ti preoccupare, noi ora prendiamo una tregua, adesso è 40 giorni, poi sarà un mese, magari sarà qualche anno, dopodiché però io ti vengo a cercare a casa e ti sparo. È possibile secondo voi convivere con qualcuno così? Io dico di no. E dico anche un'altra cosa. È possibile convivere con chi finanzia gente così, cioè l'Iran? Henry Kissinger ha scritto nel 2015 un libro, si intitola Ordine Mondiale. E lui dice una cosa a proposito dell'Iran, e questa è una cosa credo molto illuminante. L'Iran da un lato si serve delle istituzioni internazionali e ne fa parte a pieno titolo. È all'ONU, fa parte dell'OMS, di tutto quello che volete voi. Dall'altro lato però l'Iran è contro le istituzioni internazionali. Perché? Perché la verità l'ha detta l'Ayatollah Khomeini il primo giorno dopo la proclamazione della Repubblica. Da oggi comincia il governo di Dio. E nel governo di Dio, osserva Kissinger in questo libro,
E aggiungerei, ci manca uno con una testa così, con la mente di Henry Kissinger. Non c'è uno come lui oggi. Ed è proprio questo il problema in questo momento storico. Kissinger dice: nel governo di Dio non è possibile alcuna differenza d'opinione, perché automaticamente diventa blasfemia e come tale deve essere punita. Inoltre, osserva sempre Kissinger, la posizione religiosa del governo iraniano è che tutti gli altri governi musulmani nel mondo sono illegittimi e dovrebbero sottomettersi all'Iran e tutti assieme dovrebbero convertire il mondo. E questa gente finanzia Hamas. Allora la domanda è: fino a quando ci potrà essere un'anomalia come l'Iran? Fino a quando? L'Iran che ha tentato 2 volte di far ammazzare Donald Trump. Ve lo ricordate? Quest'estate? Fight, fight, fight. Io dico che secondo me è possibile che ora Israele possa avere luce verde per un attacco nei confronti dell'Iran. E credo che i tempi per un regime change siano ormai maturi, perché se voi parlate con i ragazzi iraniani, con i giovani, vi rendete conto che è una società estremamente ipocrita, che in pubblico fa mettere il velo alle donne, ma che in privato sogna e vive all'occidentale. Questa è la verità. Non è la verità di Ali Khamenei. Questo è poco ma sicuro. Ancora, Celeste Vichi. Celeste Vichi è la presidente dell'Unione Associazioni Italia-Israele. L'Unione Associazioni Italia-Israele vuole costruire un ponte tra il nostro paese, l'Italia appunto, e Tel Aviv. Celeste Vichi mi ha molto colpito per le parole che ha usato proprio parlando delle femministe, per il fatto che bisogna difendere e tutelare i diritti delle donne. Guai se così non avvenisse, guai. Però stranamente Me Too unless you're a Jew. E questo non va bene. I diritti delle donne finché sono donne. Se sono donne ebree e vengono stuprate, nessuno dice niente. Non abbiamo sentito una voce, almeno in Italia, non abbiamo sentito una voce a difesa delle donne ebree stuprate da Hamas. Perché lo stupro è stato usato ancora una volta, come per esempio nel 1284 alla caduta di Costantinopoli, è stato usato come arma politica. È incredibile. Usare lo stupro come arma politica, questo è qualcosa che nel XXI secolo non dovrebbe nemmeno esistere, eppure esiste. Avete visto i filmati delle soldatesse israeliane rapite? Avete visto che c'era quello di Hamas che gli diceva tu farai figli con me, tu mi darai dei figli anche se non lo vuoi? Lo stupro come arma politica. Quale dialogo è possibile con chi teorizza cose del genere? Andiamo avanti. Anna Cinzia Bonfrisco, che tra poco si collegherà, anzi a proposito, tra poco la chiamiamo. Anna Cinzia Bonfrisco, che tra poco vi dirà il suo punto di vista su questa vicenda, quindi lo lascio a lei. Magdi Cristiano Allam. Magdi Allam è un giornalista nato in Egitto e naturalizzato italiano, che si è convertito dall'Islam al cattolicesimo e lo ha battezzato Papa Benedetto XVI. E lui dice propriamente che è inutile, con l'Islam estremista non si può trattare, non si può accettare la violenza, non si può accettare l'idea della sottomissione, come il romanzo appunto di Michel Houellebecq. Quel romanzo, io l'ho letto, è un brutto incubo, ma fa pensare. E un altro romanzo che secondo me dovrebbe essere messo accanto a quello di Houellebecq è Il campo dei santi. È un romanzo francese del 1973, io ora non ricordo il nome dell'autore, però se vi capita trovatelo in libreria, perché è un testo che vi farà riflettere non poco, perché si parla di un'invasione di massa che arriva all'improvviso e punta sulla Francia. È un'invasione che viene dall'India e punta sulla Francia. Quando il presidente della Repubblica francese alla radio sta per comandare alla marina francese di affondare le chiatte con questi disperati che arrivano dall'India, improvvisamente scoppia a piangere, ha un crollo psichico e dice venite tutti.
E nel giro di pochi anni, appunto, la Francia smette di essere un paese europeo e diventa un paese, diciamo così, orientale. Vedete, la letteratura, anche se gli autori poi si dissociano da quello che scrivono, Houellebecq si è dissociato dal romanzo che ha scritto, ma queste sono stupidaggini. Un romanzo porta il tuo nome, quindi è roba tua, è inutile che ti dissoci. È come se io dicessi che mia figlia non è mia figlia, certo che lo è. Continua a esserlo anche se mi dissocio. Per cui la letteratura tante volte vede qualcosa che noi riteniamo sia in fondo una favola e poi invece s'avvera. Ancora, Magdi Cristiano Allam Fiammetta Martegani, che è un'altra giornalista, lei vive a Tel Aviv, e ha raccontato lo stato d'animo di Israele, un paese che ogni giorno si sveglia alle 6:30 del mattino, l'ora dell'agguato, e si sveglia ormai da mesi, non ha più pace questo paese. Un paese diviso, un paese lacerato, un paese sull'orlo di una crisi di nervi. Eppure è un paese che malgrado tutto riflette in maniera lucida, perché com'è e come non è, presi tutti questi ostaggi, Hamas non ha mai chiesto la soluzione due popoli, due stati. Non ha mai usato gli ostaggi per ottenere la pace. Ci avete fatto caso? Li ha usati soltanto per prolungare questa guerra e ha usato la sua popolazione come scudi umani. Perché non si mettono le armi dentro gli ospedali, non si fanno i tunnel sotto gli ospedali, non si usano le ambulanze per trasportare le armi, non si mettono le rampe per lanciare i missili accanto agli asili, perché poi se la risposta arriva può succedere che muoiano dei bambini, sì, purtroppo sono gli effetti della guerra. Eppure io non ho visto un altro Stato, come invece ha fatto Israele, che prima di bombardare telefona al capo del fabbricato, alla persona più importante nel vicinato, nel quartiere, e gli dice: vedi che noi tra 10 minuti arriviamo, fai scappare la gente. E ad azione finita telefona e dice: abbiamo finito, potete tornare a casa. Eppure questo Israele lo fa. Lo ha fatto durante tutta questa guerra, per cercare di limitare il più possibile i morti. Ghila Piattelli è una scrittrice, lei è italiana ma vive da anni in Israele, e poi abbiamo Riccardo Pacifici, che è stato il presidente della comunità ebraica romana, e lui mi ha detto una cosa. Quando io gli ho detto: ma la paura allora? E lui mi ha risposto questo, dice: guarda, io ho conosciuto un amico che è un superstite dell'Olocausto. Lui mi ha detto questo: nei momenti di difficoltà tu ebreo ti devi mettere l'abito migliore e andare in giro a testa alta, proprio perché sei ebreo. Non devi avere paura, non si può avere paura, non si deve cadere preda della paura e non si deve cadere nemmeno preda dell'apartheid mascherato da tolleranza o da inclusione, perché proprio lui mi ha raccontato l'episodio del bus 310 a Londra. Dovete sapere che da settembre a Londra il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha inaugurato questa nuova linea che collega il quartiere ebraico con il centro di Londra. E sapete perché hanno dovuto istituire questa linea? Perché gli ebrei, quando andavano con gli altri mezzi di trasporto, con le altre linee di autobus, venivano additati e insultati solo perché ebrei. E allora che facciamo? Gli facciamo una linea dedicata. Ma mi domando e dico, non è anche così che si sta costruendo un ghetto? Lo chiedo a voi. Appunto, Alabama, dice l'onorevole Borchia, esatto. White and colored. Ora abbiamo white and Jews. Dove vogliamo arrivare? Cioè, l'ebreo buono è soltanto morto nel forno? Dobbiamo tornare a quelle idee? Io dico di no. E io dico che l'Unione Europea, alla fine di questo viaggio, io dico che l'Unione Europea deve prendere una posizione. E la posizione non è certo quella a favore di Hamas. La posizione è per l'Occidente. Noi siamo l'Occidente. Noi siamo l'Occidente. Anche se ora va di moda dire che l'uomo bianco
possibilmente cristiano, è colpevole di tutte le nefandezze della storia. È vero, noi abbiamo fatto tante nefandezze, noi però abbiamo creato anche i medicinali più potenti che hanno salvato milioni di vite umane. Non abbiamo fatto solo le guerre con le armi più potenti. Noi abbiamo creato i mezzi di trasporto più veloci per collegare. Noi abbiamo creato i mezzi di comunicazione più avanzati. Allora forse non è tutto male quello che l'Occidente ha prodotto nella sua storia. E a maggior ragione, da che parte vogliamo stare? Dalla parte di uno Stato giovane, coraggioso, innovativo, che con le sue università, le sue start-up pensa al futuro, produce cose nuove? Oppure vogliamo stare dalla parte di un regime di terroristi che vogliono la nostra morte? Perché se cade Israele i prossimi siamo noi, e già l'abbiamo visto, qualche assaggio lo abbiamo avuto. È una battaglia, se mi posso permettere, culturale, prima di tutto, di identità, perché ripeto, se io non so chi sono, di me potete fare quello che volete. Non ho niente per difendermi, non ho niente nemmeno per discutere, perché io dico che c'è un Islam con cui si può discutere, ma non è certo quello dell'Iran, non è certo quello rappresentato da Hamas. È un Islam moderato, è un Islam che vive tra di noi, sono persone che vivono, lavorano, si integrano, non vanno certo a radicalizzarsi, non vanno a sentire l'imam improvvisato in moschea che gli dice che Hamas ha ragione e Israele è una manica di assassini. Sono persone che vivono tranquillamente la loro esistenza in Occidente e sono integrate. Allora, quell'Islam esiste e con quello si dialoga. Con il terrorismo io credo che non ci sia necessità di dialogo e credo, ribadisco, che se riusciremo ad avere la pace in Medio Oriente attraverso gli accordi d'Abramo, che possono essere un altro grande punto di svolta, badate bene, quando arriva l'attacco del 7 ottobre, arriva poco prima che Israele firmi l'accordo di Abramo con l'Arabia Saudita. Se Israele riuscirà a fare gli accordi di Abramo con tutti i paesi della regione del Golfo, avrà tolto l'acqua ai pesci del terrorismo, specialmente se cadrà il regime degli ayatollah in Iran. E se il mondo avrà pace lì, l'avremo tutti quanti. E sarà veramente l'inizio di un altro capitolo di storia, veramente la fine del Novecento e l'inizio vero del terzo millennio. È una speranza, è un augurio che mi sento di condividere con tutti voi. Grazie. Ora dovremmo avere Anna Bonfrisco, credo. Please. Thank you, Antonino. Thank you, all of you, distinguished guests and dear colleagues, for. Maintenant, Madame Bonfrisco va prendre la parole. Ah, pardon. Yes. Merci beaucoup, Monsieur Dana, pour cette intervention très éclairante. Et maintenant, nous allons avoir Madame Bonfrisco qui va prendre la parole au sujet de sa participation dans le livre. Merci beaucoup, Madame Bonfrisco. Vous avez la parole. À vous. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci à Antonino Danna. Many thanks to Antonino Danna, our Italian journalist, an important Italian journalist. From Radio Libertà, no? The freedom, the radio of freedom. And dear colleagues, I call from Rome. I'm in Rome, in the town of the most ancient Jewish community, a piece of history of Italian and European culture. European traditions. We fight today against two threats, the terror threat, and the disinformation threat. The threat our security, the threat against our defense, not just
only the borders, but against our culture, against our traditions. And Antonino Danna, with his magnificent book, an important evidence of the threat of anti-Semitism today in all of Europe. Antonino Danna wrote the threat to our citizens, to our culture. And he wrote an important word, the peace, the freedom. We can fight against terror, that have the principal issue of kill our freedom, kill our peace, and kill us. But we can fight against disinformation, against the terror, only if we have very clear that our freedom and our culture is the most important we have. Many thanks to the witness in the Tonino Danna book, and Tonino Danna is today in this foundation, Patriots of Europe Foundation, the most important event that you have organized so well. Thank you to all of us and all of you, all of us, for our works all the day. And like Matteo Salvini says, every day we defend our culture, we defend our tradition, we defend Europe and its history. Thank you. Thank you very much, Mrs. Danna. So thank you again, Mr. Danna, too, for your intervention. Now, if you have any question you want to ask, you can ask it to Mr. Danna about his book, about the situation in Gaza and Israel, or the situation in Europe and the rise of anti-Semitism. So please don't hesitate to ask any question you have. And once again, thank you everyone to be here, and thank you, Mr. Danna, for this book and for this intervention. And please note that you have the book in Italian just here, and if you don't speak Italian, you can download the French or the English version through the little papers you have just here. And of course, everything, every version in Italian, in French, and English of this book are available on the website of the Patriots for Europe Foundation. Thank you very much. Any question? Allora, credo che... Io avevo una domanda. Ben trovato. Cioè, in base sì. Che have to be careful, yeah, sorry. In base quindi alla tua esperienza anche di questi mesi, di questi 2 anni, secondo te questo accordo di cessate il fuoco come verrà implementata e qual è il futuro in quell'area? So che è una domanda molto geopolitica, però hai parlato con degli interlocutori che ti avranno anche dato forse la loro impressione. L'idea di fondo è che non si può continuare a vivere avendo Hamas al potere a Gaza. Hamas non può restare al comando di Gaza, primo. Secondariamente, per quanto riguarda la tenuta del cessate il fuoco, il presidente Trump aveva chiesto il rilascio di tutti gli ostaggi,
in un colpo solo. E invece Hamas ne rilascerà 3 alla settimana. Questo a me significa, insomma, mi sembra sia chiaro che voglia prendere tempo. Prendere tempo che cosa? Un'organizzazione che in fondo ormai è ai minimi termini. I suoi capi principali sono morti tutti. I tunnel sono stati quasi tutti distrutti dall'esercito israeliano. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Al comando adesso c'è il fratello di Sinwar, ma io ritengo che Israele lo troverà, perché ormai abbiamo capito che li trova, e li trova alle volte anche con dei colpi che nemmeno nei film di James Bond. Vi ricordate le telefonate a Hezbollah, quando gli sono scoppiati i telefoni? 4.000 telefoni, non uno, 4.000. Per cui io credo che Hamas cercherà di prendere tempo. Il fatto che non abbia adempiuto alle volontà di Trump significa che il presidente americano non la prenderà bene. Il presidente americano ha un genero che è ebreo e una figlia convertita all'ebraismo, Ivanka. Per cui se Israele agirà contro l'Iran, perché alla fine non si tratta tanto di reggere questa tregua con Hamas, si tratta di far cadere il regime degli Ayatollah, perché sono loro che li finanziano. Finanziano loro, finanziano gli Houthi, finanziano Hezbollah. Gli Houthi hanno ricevuto dei colpi molto forti ultimamente. Hezbollah per adesso è calmo. Per cui io credo che il presidente Trump supporterà Israele nel caso in cui decidesse davvero di colpire le infrastrutture iraniane, quantomeno del nucleare iraniano. Israele non si può permettere il lusso di avere un Iran nuclearizzato, non può. Reggerà la tregua? Reggerà fino a quando Hamas si leccherà le ferite. Dopodiché molto probabilmente starà quieto qualche anno e poi ci riproverà. Però qui io vi vorrei ricordare quello che Trump ha detto al settimanale Time quando è stato nominato uomo dell'anno. Io non voglio che ci sia un 7 ottobre ogni 3, 5 o 10 anni. Per cui è chiaro che Hamas dovrà essere cancellato dalla faccia della terra e l'Iran dovrà cadere. Questo è poco ma sicuro, mi sembra abbastanza chiaro. Osservavo una cosa nel discorso di insediamento di Trump. Quando lui ha detto, dice, noi abbiamo sotto i nostri piedi dell'oro liquido, parlando del petrolio e del gas. Trump sa bene che le guerre non è necessario farle con i carri armati, perché se l'America comincia a invadere il mercato del petrolio e del gas, è chiaro che poi c'è troppa offerta. Troppa offerta significa che il petrolio crolla a un prezzo tale che all'Iran non converrà nemmeno estrarlo, gli fa fare la fame, li rovina. E anche quello può innescare un ulteriore regime change, per il semplice e banale motivo che già adesso la società iraniana vive una forte crisi economica. Nel momento in cui l'America inonda il mondo, il mercato del petrolio, riempie mezzo mondo di petrolio, e a quel punto è la fine per loro, e senza bisogno di sparare un colpo. Reggerà, io credo, per qualche mese, dopodiché vedremo qualcosa di clamoroso contro l'Iran che noi nemmeno ci immaginiamo. Secondo me sarà una cosa veramente alla James Bond, come hanno fatto con Hezbollah, perché il cambio di regime in Iran si impone. Fino a quando non finisce quel regime di Ayatollah, Israele non può avere né la pace né tantomeno la coesistenza con l'autorità palestinese. Questa è la realtà. E poi bisogna rivitalizzare Abu Mazen. Vuoi trattare? Trattiamo. Abu Mazen purtroppo ormai è vecchio, superato e non comanda niente. Questo è l'altro problema. Se ci fosse una leadership più forte nell'autorità nazionale palestinese, e questo permetterebbe anche di riprendere il controllo su Gaza e significherebbe anche
togliere ulteriore consenso ad Hamas. Tra l'altro, riflettevo su questo fatto. Li hanno bombardati. Gaza è una montagna di macerie, eppure nessuno si è rivoltato contro Hamas. Possibile. Qualunque regime, anche il più corrotto, anche la dittatura più corrotta, però si basa sempre su un minimo di consenso. E ormai questo consenso a Gaza dovrebbe essere finito da un bel po', io credo. Delle due l'una. O questi li hanno strumentalizzati a tal punto che gli hanno fatti il lavaggio del cervello, oppure sono una dittatura così feroce che non ne ha messo alcun dissenso e nessuno ha il coraggio di schierarsi contro questi, contro Hamas. Questo è il punto. Io credo che per un po' reggerà, perché uno dei due contendenti è esausto e non è Israele, è Hamas. Dopodiché io spero che venga presa questa decisione del regime change in Iran, altrimenti noi vedremo un altro 7 ottobre tra qualche anno, e non sarà un 7 ottobre come questo, ma sarà 10 volte più sanguinoso, io temo. Grazie per la domanda. Qualcun altro di voi vuole chiedere? Prego. I was wondering, I heard this morning the new Secretary of State in the United States saying something that is exactly the opposite thing the European coalition is saying about the problem. He said there will be no two-state solution because there were two states actually, and the Palestinian state was Gaza. So this didn't work, and there will be no two-state solution, period. This is the official American position. And in this house, we perfectly know, they are insisting and insisting and insisting on something that will not happen, with some of the countries even recognizing officially the state of Palestine, like one of the most stupid guys in Europe, who's the Prime Minister of Spain. I'm sorry, but I know it. I know him, and I can affirm, I can state that. So we have America and Europe in a perfect opposite positions, as long as one of the main issues in the international community is concerned. Nonostante Sanchez, la Spagna resta un grandissimo paese, quindi il mio rispetto per la Spagna, oltre che l'affetto, è enorme. Detto questo, ogni tanto capita che qualche primo ministro non è proprio all'altezza del proprio compito e riconosce lo Stato di Palestina, come diceva lei. Ecco, aggiungo anche altre due cose. Rubio non ha fatto altro che ripetere quello che ha detto sempre Trump a Time, perché Trump ha detto di non credere alla soluzione a due stati, ma sono possibili altre soluzioni. Io credo che la soluzione possibile sia regime change in Iran e pace con gli accordi di Abramo in tutta l'area del Golfo. E quello sarà un vantaggio per tutti, noi inclusi. Se lo fanno è un vantaggio per tutti noi. L'altra cosa l'ha detta il ministro degli esteri Gideon Saar quando è venuto in Italia da noi e ha incontrato Giorgia Meloni e Matteo Salvini. E lui ha detto: due popoli e due stati? Ma come fai a vivere con uno stato terrorista che giorno e notte progetta di distruggerti? Per cui Hamas con queste sue azioni ha fatto saltare la proposta dei due popoli e due stati. È Hamas che non lo vuole, è l'Iran che non lo vuole, perché una terra santa pacificata rappresenterebbe la possibilità di avere una zona nella quale fare, per esempio, agricoltura avanzata, start-up, tecnologie,
Gaza, quando è stata ceduta, lo vogliamo ricordare, Gaza è stata ceduta da Ariel Sharon nel 2005 all'autorità nazionale palestinese. Israele si è ritirato. I soldati di Israele andavano a pigliare i coloni in lacrime e li portavano via. Ecco, e che cosa hanno lasciato? Hanno lasciato una terra dove c'era, come si dice, vivai, produzione di agricoltura, eccetera, eccetera, eccetera. Facevano gli agrumi, facevano tutte queste robe qua. Cosa c'è oggi a Gaza? Niente. Cosa hanno fatto in tutti questi anni con i soldi che l'Europa gli ha dato? Niente. Anzi no, hanno costruito i tunnel e hanno ottenuto dai russi la licenza per produrre il Kalashnikov, la K-47. Difatti Hamas ha le fabbriche dentro ai tunnel dove costruiscono il Kalashnikov. Questo è stato fatto anche con i nostri soldi, di tutti noi qui presenti. Allora, immaginate una zona pacificata così. Il Libano che torna ad essere la Monte Carlo del Mediterraneo orientale come era negli anni 70. Negli anni 70 il Libano era un posto dove si facevano vacanze, un posto elegante, di lusso, era un posto dove le donne giravano libere con la minigonna e non succedeva niente. E ora? Cos'è il Libano adesso? Hezbollah. E cosa fa Hezbollah? Tira razzi. Hezbollah 80.000 effettivi, più i soldati dell'ONU, tra cui quelli italiani, che sostanzialmente dovrebbero fermare i lanci di missili. Cioè cosa fanno? Vanno col retino al confine e cercano di pigliarli come si fa con le farfalle? Ma questa è una barzelletta, anche perché se si unisce la somma dei soldati del Libano, l'esercito regolare, più i soldati dell'ONU, non si arriva agli 80.000 di Hezbollah. Quindi già così è assurdo poter pensare di cambiare la situazione nel Libano. Quindi anche lì, se cambia il regime in Iran, allora Hezbollah non ha più i soldi per comprare e tirare missili. E significa fare start-up, nuove tecnologie, agricoltura, sviluppo, benessere per tutti. Significa costruire, significa anche avvicinare tutto un mondo islamico che si può avvicinare al sistema occidentale, ai nostri valori, o comunque al nostro modus vivendi, o comunque può avere rapporti con noi. È chiaro che non potremmo dirgli dalla sera alla mattina: da domani le vostre donne non devono andare più col burqa se volete avere a che fare con noi. Non possiamo farlo questo. Però intanto, se si pacifica la zona, poi un dialogo si può sempre mettere in piedi. Alla fine siamo uomini, diceva John Kennedy, i problemi sono fatti dagli uomini, quindi gli uomini li possono risolvere. Malgrado Sanchez. You're welcome. Qualcun altro? Nessuno? Allora, prego. Thank you everyone for attending this meeting. I'm very grateful for the intervention of Mr. Dana and the publication of this book. I think it's a great insight to understand the situation in Middle East and the situation in Europe, and this increase of both anti-Semitism and this pro-Islamist left and liberal movement. And so I'm very grateful for this. Thank you everyone to attend this meeting of the PFI Foundation. And so once again, you can find this publication and all publication of the foundation on our website, and you can follow us on our social media and things like that, because the foundation, the aim of the foundation is to publish studies like this, is to organize events, to bring together conservatives together, to also make our ideas more well known by our people, because the liberal and the left, they have lots of media to portray us as the evil, as the bad guys. But the aim of the foundation is to say that we are not the things that the media say about us,
and that we have lots of things to say and to do to improve the situation in Europe and to help our allies in all the Western world. So thank you very much. Well done. And just the last few words on my behalf. On some of the tables, you will find the QR codes to French and English translation of the book. The book will also be available in print version. Well, the first one is in Italian. You are welcome to join us also. Whoever can in Rome, we'll be doing up a follow-up event in Italy with Mr. Danna and also other speakers invited. And as I said in my introductory remarks, this is just the beginning. We'll be holding, on behalf of the Patriots for Europe Foundation, many events on the consequences of mass immigration into Europe, exploring the different aspects. Today was rising anti-Semitism in Europe, and of course the consequences of October 7 attacks. But we'll be exploring many other things, like how does it affect women, what happened to crime in Europe, what we can do about defending our borders, land borders, sea borders, what we can do about efficient return policy and deportations of those who are in Europe illegally, and of course the cultural challenges integration puts us into. So I hope this is the first of a long and successful series of events. And please follow our social media channels. We'll be posting on our events in the future, on future studies, as well as other events which don't fit into the migration debate, but which are about sovereignty of nation states in Europe, and what are the limits of the European Union, and what are the rights and competencies of the member states. So please, if you want to keep updated, follow us on Facebook, follow us on X. We'll be posting. Thank you very much for coming. Thank you. And thank you, Virginie Joron, for inviting a local visitor group to attend our event. Thank you very much. E rieccoci alle 19:47 minuti e 2 secondi. Che dire di più? Io voglio ringraziare ancora una volta Andras Laszlo, il presidente della Patriots for Europe Foundation, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Rafael Oduard, Pino Giuliano, Isabel Marchandier, Coralie Camblese e poi anche Gabriel Durand, e che dire di più anche la nostra Anna Cinzia Bonfrisco. Noi chiudiamo qui e ci ritroviamo domani alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. La canzone con cui ci lasciamo è di Sheryl Crow, Run Baby Run del 1993. Grazie per essere stati con noi. Coltivate il vizio della memoria, coltivate il vizio dell'Occidente e dei suoi valori di libertà che sono rappresentati anche da Israele. E che dire di più che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Zoom,